Buongiorno, ben arrivati in via Caprera. Giampaolo e Roberto con tutto lo staff vi danno il benvenuto. Osteria via Caprera nasce nel 1994 per volontà di due colleghi di lavoro, hanno lavorato assieme una decina d'anni e ad un certo punto hanno pensato e hanno deciso di mettersi in proprio e di iniziare un'avventura nuova, un'avventura che appunto dura da 30 anni e che ci ha dato sempre delle belle soddisfazioni, con tanti sacrifici, con tanti. Siamo partiti con i piatti della tradizione, le sarde in saor, figo in salsa, la pasta e fagioli, la zuppa di cipolla, la trippa, e poi ci sono dei piatti che andiamo a ricercare, che andiamo a sviluppare, che andiamo a cercare di elaborare anche. È cambiato il modo di mangiare, però il cliente ha sempre bisogno di un posto dove sentirsi a suo agio, di essere coccolato, di sentirsi a casa. E questo, sono 30 anni che siamo qua e questa è una cosa che rimane. Piatto con baccalà confit e asparagi d'Arust in saor. Baccalà è tradizione nostra, alla Vicentina, è tradizionale, sì, è così, è perché è innovativo, è una cosa diversa, perché non lo mangi mantecato né insalata e né alla Vicentina. Invece gli asparagi, questi qua, si trovano in questo periodo dell'anno e si mangiano generalmente con le uova, cotti a vapore, diciamo, lessi. E invece noi abbiamo pensato di farli con acqua acidula, acqua, zucchero, sale e un po' di aceto, li abbiamo cucinati e poi abbiamo abbinato il saor, che è il nostro tipico, per fare le sarde. La ricerca dei prodotti va seguendo anche la stagionalità e il territorio nostro, insomma. La cucina italiana è ricca di tradizioni culinarie secolari che si sono tramandate di generazione in generazione, rappresentando un pilastro fondamentale della cultura del paese. All'estero ha saputo bilanciare tradizione e innovazione, preservando le radici culinarie del paese, ma adattandosi anche ai gusti e alle esigenze delle differenti culture. Concludendo, viva l'Italia, i saperi, i sapori, la cultura della cucina italiana nel mondo sarà sempre al top grazie a tutti gli chef che lavorando all'estero cercano di portare avanti la nostra cultura.